Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Darei la mia vita pur di far ritornare la piccola Patrizia, non riesco a darmi pace per quanto accaduto. Sono queste le parole della donna di 51 anni che si trovava alla guida dell'auto e che ha investito la bimba di 4 anni morta a Termini Imerese. La conducente, come hanno accertato gli agenti della Polizia Municipale, si è subito fermata dopo l'impatto, è scesa dall'auto e ha aiutato i genitori della piccola. Passiamo adesso alla politica, perché è diventato un vero e proprio caso lo stanziamento di 3,7 milioni di euro dell'assessorato al turismo della regione per una mostra fotografica a Cannes. Il presidente della regione Schifani, che non ha preso bene la notizia, ha pensato a una cabina di regia sul turismo che renderebbe molto meno influente la figura dell'attuale assessore Francesco Paolo Scarpinato. Una decisione che, qualora venisse ufficializzata, creerebbe non poche tensioni fra lo stesso Schifani e Fratelli d'Italia, che vedrebbe di fatto commissariato un suo assessore. Dopo l'annuncio della sua candidatura a sindaco di Taormina, Cateno De Luca, in vista delle elezioni europee del maggio 2024, pensa a far crescere il suo movimento Sud Chiama Nord. Il primo passo è un patto siglato con Vittorio Sgarbi. Intendiamo creare una piattaforma in grado di mettere insieme tutti quei movimenti che condividono la necessità di attuare nuove strategie per la crescita del Sud Italia. Con Vittorio Sgarbi condivido l'esperienza di amministratore, ha detto De Luca. Sono ripartite le ricerche di Maria Rosa D'Angelo, donna palermitana di 65 anni, scomparsa da casa il 23 dicembre scorso. I vigili del fuoco e le squadre della protezione civile stanno setacciando la zona del Piazzale dei Matrimoni e all'interno della Favorita. La donna si sarebbe allontanata dalla propria casa nelle prime ore della mattina del 23 dicembre nel capoluogo siciliano, senza però farvi ritorno. L'unica traccia è la sua borsa ritrovata a Mondello al bar Turing, con all'interno il suo cellulare. Ed è tutto per questa edizione. Il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 20. Natale ad Acireale. Dall'8 dicembre all'8 gennaio, nel centro storico, mercatini, circuito dei presepi d'arte, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, concerti musicali nelle chiese, laboratori, il trenino turistico natalizio, oltre a tante iniziative di solidarietà. Il 24 dicembre alle ore 20, Uzzukku, tradizionale accensione. L'amministrazione comunale augura buone feste.